140 milioni di euro escono, solo 93 entrano. Sono i conti in rosso della superstrada pedemontana veneta certificati da un monitoraggio della Corte dei Conti. Lo stesso organismo plaude all'incentivo degli sconti sui pedaggi per il traffico leggero che la Regione farà partire tra poche settimane. D'altro canto, Palazzo Balbi non ha mai applicato le penali contro il consorzio SIS per i ritardi di circa 4 anni nei lavori e su questo punto la Corte è stata molto critica, come il primo cittadino di San Zenone degli Ezzelini. Ci si chiede il perché la Regione non abbia fatto tutto questo e, a mio parere, è un fatto grave che va anche a ledere i diritti di noi cittadini di vedere realizzata un'opera nelle modalità più corrette possibili e di recuperare le risorse che spettano ai territori, risorse quindi importanti per tutti noi cittadini. Il riferimento è alle opere compensative che riguardano il comune pedemontano, opere elencate in un accordo di programma validato da 3 sentenze del TAR e del Consiglio di Stato a favore del municipio. I soldi per questi interventi, secondo Marin, sarebbero potuti arrivare dalle penali che però la Regione non ha applicato. Potevano ottenere delle somme, e non poche, ma si parla di milioni e milioni di euro, che potevano quindi dare risposta alle esigenze del territorio. In più, la Regione, accusa ancora Marin, oltre a non multare SIS, ha continuato a portare avanti i propri progetti con la stessa concessionaria, ad esempio con la Via del Mare da Treviso a Jesolo. Nel caso di San Zenone è prevista fin dal 2012 una nuova rotatoria lungo la strada schiavonesca marosticana che da provinciale ritornerà ad essere regionale. Mi chiedo se leggono le carte. Perché così attualmente non sembra? E mi chiedo perché si continui con questo atteggiamento, con questo modus operandi che va davvero a ledere i cittadini, che va a ledere i diritti delle comunità, dei comuni.